Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato alla salute e alla medicina. In particolare quest'oggi parliamo di un tema molto importante ed è l'osteoporosi. Parleremo anche poi di come viene trattata la frattura delle vertebre con il trattamento di vertebroplastica. Insieme a me in studio c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto Euni. Buongiorno, ben trovato, dottore. Buongiorno. Allora, iniziamo subito parlando di osteoporosi. Sì. Quali sono i fattori di rischio? Quanto diffusa è questa patologia? È una patologia purtroppo comunissima nella vita, nell'evoluzione della vita delle persone. Come tante altre forme, è una malattia che è sempre stata vista predominante per il sesso femminile, però è una malattia che colpisce anche gli uomini. È una malattia che consiste nell'impoverimento di calcio delle ossa. E un osso può sembrare una struttura statica, invece come tutti gli organi del nostro fisico è un ambiente dinamico dove avviene metabolismo, le cose cambiano continuamente, c'è costruzione di osso nuovo e demolizione di osso vecchio per tutto l'arco della vita, e in questa movimentazione, diciamo, il fatto del depositarsi del calcio nella struttura, nella matrice tridimensionale, ovviamente è quello che dà la solidità alla struttura. Quindi il problema dell'osteoporosi è un problema di impoverimento di questa percentuale del minerale calcio. L'incidenza riguarda, come dicevamo, maggior parte le donne. Più femminile, perché è parecchio legato al cambio ormonale della menopausa. L'impoverimento degli ormoni femminili provoca, tra le altre cose, rallentamento di metabolismo e quindi un fenomeno dove c'è più demolizione ossea che non costruzione di nuovo osso. Ci sono proprio delle cellule che si chiamano osteoblasti, quelli che costruiscono l'osso, e osteoclasti, quelli che lo demoliscono, e quindi rallentando il metabolismo prevale il fattore catabolico, cioè di demolizione, di distruzione. Quando parliamo invece di osteopenia, che cosa intendiamo? L'osteopenia è l'inizio di questa situazione, cioè un manifestarsi di perdita di calcio che purtroppo, dipendendo anche dallo stile di vita, si realizza anche in persone più giovani, delle fasi di età di quando ci sono i cambi ormonali in decrescita, sia per il maschio che per la femmina, e quindi l'osteopenia può realizzarsi anche per problemi del vivere, il fatto che una persona fumi, purtroppo il fumo è un mostro su tutti quanti i campi della salute umana, può essere perché la persona va in sovrappeso, può essere perché fa poca attività fisica, poco sport, e quindi tutti questi diventano fattori di indebolimento. Se lei considera anche, per esempio, se una persona si frattura un osso lungo, la fisioterapia e la riabilitazione che viene fatta fare dal fisiatra dopo l'ingessatura, eccetera, è una fisioterapia dove l'osso viene portato in carico, perché gli stimoli meccanici del carico stimolano il lavoro all'interno della struttura ossea, quindi il deposito di calcio e quindi il rinforzo. Altrettanto in chi non ha una frattura ma semplicemente vive una vita poco salubre, c'è questo rischio di impoverirsi di calcio e quindi di andare verso l'osteoporosi. Sempre un inizio di osteoporosi e quindi di osteopenia può portare poi effettivamente a sviluppare la patologia di osteoporosi, oppure non sempre poi è una cosa molto frequente. Chiaramente il brutto, diciamo, di questa malattia è che è completamente asintomatica fin tanto che una persona non si ritrova col problema concreto di una frattura vertebrale, per esempio, o di una frattura di femore. Magari nell'anziano, in cui non pareva nessun dolore, nessun problema, una caduta banale porta alla frattura di femore. Perché? Perché l'osso era osteoporotico, cioè era povero di calcio, era un osso fragile. Quindi è infida come malattia per questo motivo. Il sintomo è già il problema da curare, da trattare. Lei ha parlato di femore e di vertebre. Sono queste le ossa più
interessate, diciamo così, ad indebolimento e a frattura? Di gran lunga, chiaramente può esserci un problema analogo per un osso lungo di un braccio, per altre ossa delle articolazioni delle mani, perché ovviamente il fenomeno di impoverimento è un fenomeno generale di tutto il fisico, però i punti dove c'è più criticità sono questi. Infatti, per esempio, l'esame di densitometria ossea MOC-DEXA, che è l'esame di qualità per eccellenza, si fa misurando la densità ossea nella colonna vertebrale e nel collo del femore, cioè vicino alla testa del femore. Ovviamente è più significativo quello della testa del femore, del collo del femore, perché nelle vertebre ci sono i massicci articolari, cioè quegli ingrossamenti di osso denso che sono l'ingranaggio di una vertebra sull'altra, e quindi lì c'è sempre più osso, più calcio che altrove. Invece nel collo del femore tende a impoverirsi di più, la struttura è più sul filo e quindi è lì che si misura per essere certi. Sono strutturate così, sono fatte così le nostre vertebre, dunque? Le vertebre hanno questa strutturazione, ma allora diciamo che come tutte le ossa hanno una parete esterna solida, che si chiama osso eburneo, e una parete interna spongiosa, cioè fatto un po' come una spugna, solo che nella vertebra, per la sua forma, questo diventa un fattore estremamente importante. La vertebra è praticamente, diciamo, un cilindretto di osso, che quindi ha le pareti molto solide, molto di tenuta, e dentro è una struttura trabecolare tenera, quindi se comincia a fratturarsi, cioè cede un punto, poi magari vediamo qualche immagine del modo in cui si deforma la vertebra. Una volta che ha ceduto, dicevo, la scatola esterna, all'interno è facile che si acquatti facilmente perché non c'è la tenuta solida come l'esterno. Proprio perché questa patologia si manifesta, abbiamo detto, senza sintomi, quantomeno nella fase iniziale, evidenti, è fondamentale la diagnosi precoce. Sì, la diagnosi precoce, sì. Infatti certe cose come somministrare la vitamina D e il calcio, superata, diciamo, l'età dei 55-60 anni, si può considerare come prevenzione. Il trattamento primario di un'osteoporosi è, una volta che hai fatto l'esame di densitometria ossea e hai visto che c'è una carenza di calcio, la somministrazione di vitamina D e di calcio è proprio il trattamento primario di protezione primaria. Si chiama protezione secondaria quella che si fa con cose così e altro che possiamo poi vedere una volta che sia successa la frattura vertebrale. Allora andiamo a vedere insieme le slide. Chiedo ad Andrea e Francesco dalla regia di mandarci in onda la prima, proprio per iniziare a capire quale può essere il trattamento ideale tramite appunto anche l'aiuto dell'alimentazione, un'alimentazione corretta. Perché di base, se mancano proteine, calorie, calcio e vitamina D nella alimentazione normale della persona, è chiaro che non c'è nessuna terapia farmacologica che possa reggere. Quindi nella prossima immagine vediamo appunto che cosa succede con il sole. Questo è una cosa basilare. I raggi ultravioletti arrivano nella cute, entrano nello strato grasso sottocutaneo, provocano la formazione, l'attivazione del metabolismo che formerà il colecalciferolo, cioè la vitamina D3 che poi viene elaborata dal fegato, arriva appunto al rene come calcitriolo, e il calcitriolo è la sostanza, la vitamina D3 veramente attiva nell'organismo umano, che dall'intestino e con l'aiuto dei reni prende il calcio, prende i fosfati e li fa depositare nell'osso. Quindi questo è il meccanismo base per l'arricchimento di calcio nel corpo umano. Ecco, nella prossima slide possiamo vedere anche dove possiamo trovare negli alimenti, no? Una maggior quantità di vitamina D. Esatto, allora poi viene sempre in mente la dieta mediterranea, perché siamo sempre lì. La più ricca fonte è il salmone, le sardine, il pesce azzurro, poi il latte di capra e il latte di mucca, e poi da ultimo le uova. Quindi un'alimentazione abbastanza salutare sotto tanti punti di vista,
però anche fondamentalmente importante per la vitamina D. Nella prossima slide vediamo anche, credo, un po' un Nella esempio. prossima si vede quello che è l'altro apporto fondamentale, che è il calcio. Allora qui ho voluto mettere quello che è un esempio, per esempio tutti i giorni 250 grammi di latte scremato, oppure tutti i giorni uno yogurt magro, oppure facendo uno schemino proprio nei giorni pari 30 grammi di parmigiano, oppure 500 di verdure, legumi, pesce azzurro, e nei giorni dispari l'acqua, ci sono appunto queste acque ricche di calcio, e quindi con questo si crea l'apporto di calcio adeguato, e quindi vitamina D più calcio sono la base essenziale. Vediamo anche la prossima slide, dottore. Siccome ho detto appunto che è interessante avere o il latte scremato o lo yogurt, chiaramente uno dice: ma come, io sono in cura perché ho l'ipercolesterolemia, allora in proporzione è meglio avere un minimo di latticini, appunto uno yogurt scremato, cose così, dove l'aumento, diciamo, di rischio di aumentare il colesterolo per uno yogurt o per una piccola quantità di latte è poca cosa, però l'effetto della necessità del calcio sull'osteoporosi è proprio essenziale, quindi vale la pena. Certo. Per coloro invece che assumono poco latte, per esempio? Beh, un formaggio invecchiato è meglio che non un formaggio fresco, perché è molto denso, ha tantissime proteine, ha tanto calcio in proporzione a meno di grassi, quindi una piccola quantità equilibrata, come in tutte le cose nell'alimentarsi, est modus in rebus, certo. Basta regolarsi e condursi con saggezza, diciamo. Certo. Vediamo anche la prossima slide, sì, che ci spiega proprio l'assunzione della vitamina D3. Ecco, per quanto riguarda, abbiamo detto che è fondamentale proprio come fattore di prevenzione primaria sopra una certa età, o quando una densitometria comunque indichi un calo della vitamina, della calcificazione delle ossa, assumere la vitamina D3 è fondamentale. Si può fare una sospensione estiva dell'assunzione delle pastiglie o delle gocce di vitamina D se c'è un'adeguata esposizione al sole, che viene scientificamente, così purtroppo in maniera un po' a spanne, classificata quando ci sia un cambio del colorito della pelle adeguato, diciamo, a bronzatura. In quel caso si sta producendo abbastanza vitamina D3 da poter sospendere l'assunzione delle gocce o della pastiglia. Comunque quello che è importante è che l'assumere la vitamina D3 non è che di per sé riduca il rischio, è un parametro essenziale per poter andare avanti nella gestione del fisico. Certo. Questi che abbiamo elencato sono dei consigli, insomma, in via generale, certo, insomma, che vanno sempre bene, insomma, per tenere sotto controllo la nostra alimentazione. Parlando invece di trattamento farmacologico, andiamo a vedere anche le prossime immagini. Qual è l'obiettivo del trattamento farmacologico? Il trattamento farmacologico, allora, l'obiettivo generico è la riduzione del numero di fratture, perché chiaramente si considera che importanza di costi sociali e che importanza di compromissione della qualità della vita ci sia nelle persone che subiscono una frattura ossea, e quindi è fondamentale. Però il trattamento farmacologico non ha come obiettivo l'incremento della densità, ma quando vai a misurare la densità ossea di calcio ne hai una specie di guida per sapere se i valori sono adeguati rispetto alle dosi di sostanze, di farmaci che stai somministrando. Certo. Per quanto riguarda i farmaci che appunto servono a gestire l'osteoporosi, si distinguono sostanzialmente diciamo 3 categorie. La prima categoria è quella dei farmaci che servono a frenare la rimozione del calcio dalle ossa. Quindi questi sono il classico alendronato, è il più classico, il più conosciuto. Sono farmaci che si somministrano per periodi di tempo, cioè metti per qualche anno, e servono ad aumentare, addirittura si ottiene un 10% in 3 anni di aumento della quantità di calcio. La quantità in BMD vuol dire la mineralizzazione ossea
appunto, che viene appunto migliorata così molto alla lunga, nel tempo se vogliamo. Chiaramente non sono mai purtroppo provvedimenti di emergenza per una soluzione rapida. Naturalmente l'alendronato e il risendronato hanno la criticità che molte persone soffrono della necessità che quando si somministrano la persona abbia un esofago che non abbia nessun tipo di malattia, che sia in grado di restare mezz'ora in piedi, al minimo seduta eretta in piedi, meglio, per proprio l'assorbimento necessario della sostanza. Quindi per alcune persone può essere difficile. Certo. Nella prossima diapositiva vediamo invece il clodronato, che è un altro importantissimo farmaco di questi che sono antiriassorbitivi di primo livello, cioè che possono essere prescritti dal medico di base, e antiriassorbitivi vuol dire appunto che sono contro il fatto che il calcio venga tolto dalle ossa, quindi mantengono il calcio nelle ossa. E quindi qui nelle donne in menopausa aumenta la densità soprattutto per le vertebre, mentre mantiene stabile quella che è la densità nel femore. Quindi c'è questa discreta differenza. Passiamo alla prossima tipologia di farmaci. Un'altra tipologia di farmaci invece sono questi antiriassorbitivi di secondo livello. Direi che possiamo passare oltre a questo. Ecco qui, di secondo livello sono zolendronato, che è un'infusione ospedaliera una volta all'anno, oppure il Prolia, che appunto è rappresentato nella seguente, che presenta appunto la somministrazione così semestrale o annuale. Questi sono ovviamente trattamenti molto importanti per situazioni molto impegnative. Il Prolia ha questa Vediamo proprietà, anche la successiva, ecco, molto velocemente. Ecco qui, grazie. che appunto blocca completamente il processo di asportazione del calcio dall'osso. Bisogna sottolineare per il Prolia, diciamo, due criticità, che sono che il trattamento può essere prolungato per molti anni, ma succedono due problemi. L'effetto rebound, cioè l'effetto di una rapida mobilizzazione del calcio dalle ossa quando si smette di prenderlo, e come è rappresentato nella seguente, un altro problema che è il fatto di effetto collaterale, che purtroppo può dare questa necrosi dell'osso della mandibola, per cui la somministrazione deve tener conto delle condizioni generali del paziente. Come ho voluto rappresentare nella prossima diapositiva, questo fatto appunto rischio che viene appunto effetto rebound, e nella prossima, ecco qui, la necrosi ossea del cavo orale, che è un tipico effetto avverso proprio farmaco correlato, con certezza farmaco correlato. Quindi fa parte dell'importanza della gravità della forma arrivare alla somministrazione di farmaci così importanti. Ma sono effetti collaterali, dottore, che si sviluppano a lungo andare, oppure a lungo andare, insomma, sono per carità, anche per fortuna sono rari, e parliamo di 1 su 10.000 o addirittura in alcune casistiche addirittura l'1 su 100.000, però esistono. Quindi è importante che infatti sono farmaci di somministrazione ospedaliera per casi gravi, per pazienti anche magari con patologie che sono a svantaggio del metabolismo del calcio, per neoplasie, cioè parliamo di situazioni molto impegnative. Certo. Nella prossima immagine vediamo un'altra tipologia, io credo sono gli anabolici. Ecco, questa è un'altra categoria che lavora, diciamo, all'opposto di quelli che abbiamo visto fino a qui. Sono i farmaci anabolici, cioè quelli che servono a costruire, a far crescere l'osso, a far depositare, e quindi Teraparatide è proprio il tipico farmaco che serve ad aiutare, assieme anche al ralenato di stronzio, sono i due farmaci che servono a far depositare il calcio nell'osso. Anche qui parliamo di somministrazione per situazioni particolarmente importanti, particolarmente impegnative. Vediamo velocemente anche la seconda e ultima. L'ultima appunto è quella che parla dell'allenato, appunto, e appunto bisogna
bisogna dire che questi due sono importanti per l'effetto collaterale che possono avere invece di creare dei problemi di coagulazione del sangue, quindi esporre a delle trombosi, e quindi lì bisogna appunto sempre situazioni sotto stretto controllo medico specialistico. Allora, dottor Alexandre, abbiamo parlato di trattamento, insomma, possiamo dire così, tramite l'alimentazione, quindi come migliorare l'alimentazione, lo stile di vita, ma anche appunto abbiamo parlato di trattamento farmacologico. Cosa accade però quando appunto il sintomo diventa talmente evidente da spezzare, far crollare una vertebra? Certo. Tutto questo appunto esplode, come dicevo prima è una malattia subdola di cui non ci si rende conto, tutto esplode quando succede l'improvvisa comparsa di un violento dolore, di un dolore che magari può essere nella persona di età medio-alta scatenato da un movimento banalissimo, movimento che magari la persona ha fatto 1000 volte e quella volta è proprio quello che sì, causa. piegarsi, sollevare una borsa, sciocchezze ma che nella persona in età possono scatenare questa crisi di dolore violentissima. Allora si comincia a studiare il problema con le radiografie eccetera e si vedrà la presenza appunto di una frattura. Allora anche qui si aprono due strade di gestione. La gestione tradizionale è quella conservativa. La tradizione è di imbustare una persona. Una volta esistevano solo i busti gessati ortopedici, per cui la persona veniva chiusa in questa corazza di busto che prendeva appunto tutto il torace, tutto il busto, proprio il tronco della persona, e che doveva restare per mesi immobilizzata così. In era moderna il busto è un busto metallico che è concepito per un busto cosiddetto a tre punte, cioè da un appoggio anteriore sottoascellare sternale e un appoggio a livello del bacino, però è un'armatura metallica dove la persona deve restare, diciamo, immobilizzata e relativamente con la colonna vertebrale sgravata del carico del peso per almeno 3 mesi, facendo ovviamente i controlli radiologici ogni tanto che servono a vedere se questa vertebra fratturata, come dicevamo prima, è fragile al suo interno, può affossarsi di più, o se invece va verso una cicatrizzazione, una guarigione. Allora, prima di andare a parlare delle possibilità mini-invasive e nello specifico il trattamento di vertebroplastica, che insieme all'osteoporosi è l'argomento di quest'oggi, chiederei alla regia di mandarci le prossime immagini, no? Che ci permettono di capire ancora meglio che cosa succede alle vertebre. Sì, esattamente. Lì si può vedere come appunto il principio della deformazione vertebrale. Questo schema valutativo è uno schema anche qui purtroppo empirico, non esiste una classificazione strettamente scientifica. Il metodo di Jeannin è il metodo che si usa in tutto il mondo. Sulla sinistra abbiamo una vertebra normale con un disco sopra e un disco sotto. Le deformazioni classiche sono acuneo, quindi con infossamento anteriore, che può, diciamo, essere di gravità crescente da sopra a sotto, oppure può essere a forma di lente biconvexa, e anche qui appunto variamente ingravescente, oppure in forma di compressione. Quello che volevo sottolineare è che anche l'affossamento a lente biconvexa, siccome è un cedimento del piatto vertebrale, per esempio quello superiore, che è la parte solida, trovando sotto un interno di una vertebra appunto tenero, trabecolare, come una spugna, come un reticolo, può progressivamente infossarsi nonostante il fatto che la persona sia per esempio in un busto di immobilizzazione. Certo. E questo. Passiamo alla prossima. Quanto sono pericolosi Qui volevo queste fratture sottolineare vertebrali? il concetto appunto del rischio, che non è che la frattura vertebrale di per sé comporti un rischio di vita, però
fa entrare la persona in un vortice di complicazioni, di condizionamenti, di limitazioni, per cui si accentuano le limitazioni delle attività motorie, si accentua la necessità di farmaci, si accentua l'aggravio di queste cose su malattie collaterali, comorbidità, per cui in realtà è statisticamente dimostrato come la persona in età con una frattura vertebrale soprattutto si avvia in un percorso di decadimento terribilmente pericoloso con molta più facilità. Ecco, nella prossima slide ci aiuta, dottore, a capire un po' meglio quella che è una radiografia, no? Sì, esatto, qui siamo una radiografia del torace, il polmone sta sul lato di sinistra di ognuna delle tre immagini e si vede proprio con le linee rosse è segnata la deformazione a cuneo della vertebra e il fatto che questa deformazione a cuneo, se non gestita nel tempo, vede ad aumentare moltissimo e naturalmente porterà la persona al gibbo, cioè a curvarsi in avanti, soprattutto porterà la persona a avere molti dolori e avere delle limitazioni di movimento. Come si manifestano questi crolli vertebrali? Quali sono i sintomi? Il dolore, l'incapacità di muoversi? Il sintomo è di solito un dolore puntiforme nella colonna vertebrale e al massimo in questi casi, tipo questa che abbiamo visto, una frattura vertebrale in pieno torace, un dolore irradiato lungo una costola. Perché? Dolore puntiforme perché si è rotto l'osso al centro della colonna, quindi molto localizzato. L'estensione di dolore lungo una costola perché a livello di ogni passaggio tra una vertebra e la sottostante, dove sta il disco, nasce una radice di nervo che nel caso appunto del torace percorre sopra o sotto una costola e gira fino ad arrivare davanti. Si può avere una parziale, modesta compressione della radice del nervo, però sufficiente a provocare il dolore così appena irradiato, ma soprattutto dolore centrale. La radiografia è l'esame principe per diagnosticare la rottura della vertebra? La radiografia è l'esame base, perché chiaramente è anche più svelto da fare, semplice. Parliamo di persone che hanno magari una sintomatologia dolorosa molto vivace, per cui si va anche male a sottoporli a esami più indaginosi, eccetera. Quindi con una prima radiografia si ha la dimostrazione del punto della frattura vertebrale. Però dopo bisogna che per passare alla gestione intervenga un secondo livello di esame che è di solito consigliabile la risonanza magnetica, perché la risonanza magnetica è un esame che ha il pregio di mostrare come funzionano i tessuti. Se noi facessimo una TAC, per esempio, chiaramente vedremmo l'osso con una perfezione millimetrica, meglio di come lo vediamo sulla radiografia. Però la TAC ci mostra semplicemente la morfologia. La risonanza invece non ti dà immagini vere, sono elaborazioni matematiche di come si polarizzano le proteine di una struttura nello scambio tra un forte campo magnetico e un flusso di onde radio. Quindi i computer misurano la velocità con cui queste proteine polarizzate vengono rimesse, diciamo, in ordine dal campo magnetico e la differente velocità di tutte queste crea una gamma di colori che diventa un'immagine. Per cui abbiamo un esame dove abbiamo un'immagine perfetta al millimetro come la TAC, che però in più è basata su come funzionavano quelle proteine, quindi la differenza di metabolismo ti dà un colore di gamma di grigi diverso, per cui sappiamo se in quella vertebra fratturata c'è un processo metabolico di riparazione oppure no. Quindi la risonanza distingue per esempio una frattura vecchia da una frattura recente, una frattura consolidata da una frattura che deve essere consolidata.
0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e fare una domanda al dottor Alexandre. Con la prossima slide andiamo a vedere anche le varie tipologie di trattamento. Certo. No? Una volta fatta la diagnosi, Certo. in base all'età del paziente, al danno che è stato recato, si distingue qual è il trattamento più adeguato. Due fondamentalmente modalità di trattamento, anche qui la vertebroplastica o la cifoplastica. Diciamo che non sono due tecniche diciamo alternative, nel senso che ci siano indicazioni per fare assolutamente una o assolutamente l'altra. C'è una libertà di scelta, diciamo, assoluta. Lo specialista può cercare di ricomporre l'altezza della vertebra solo in casi particolari e allora la cifoplastica è più indicata. In linea generale di conduzione è la vertebroplastica quella di uso, diciamo, più corrente, perché lo scopo è di rinforzare, stabilizzare la lesione vertebrale, fare in modo che non peggiori e soprattutto togliere il dolore alla persona. Quindi, come si vede nelle prossime immagini, si entra con una piccola sonda. Questo riprende il discorso che abbiamo già buttato avanti prima. Il dolore vertebrale fratturativo è dove con la risonanza magnetica vedo che l'osso ha un colore diverso interno. Quel bianco dentro all'osso mi mostra che esiste un processo infiammatorio, quindi vuol dire che è un osso che sta tentando di avviare il processo di riparazione, quindi si può aiutarlo. Nella prossima immagine vediamo proprio quello che dicevamo prima, cioè quanto possa essere utile la risonanza magnetica. Certo. Se stiamo trattando o meno una frattura sintomatica, lì vediamo una frattura vertebrale, ma appunto da una semplice radiografia non sappiamo se è una cosa recente, se è una cosa vecchia, se è proprio lì che gli parte il dolore. Quindi nelle prossime immagini comparirà invece quello che viene elaborato con la risonanza magnetica. Ecco che lì con la risonanza vedo che quella vertebra fratturata effettivamente ha un metabolismo alterato in maniera tale che vuol dire che è una vertebra che ha bisogno di aiuto in questo stadio. Naturalmente qui siamo nell'ambito delle prime settimane dopo della frattura. Certo. Ecco, vediamo anche l'ultima. La riparazione è fatta, cioè la vertebra riempita di resina acrilica. Allora, abbiamo una prima telefonata in studio, sì. Sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, buongiorno Carraro Nadia. Buongiorno Nadia. Buongiorno, vorrei fare una domanda al professore. Prego. Io ho problemi di osteoporosi da tanti anni dovuto a un brutto intervento ginecologico che sono stata costretta da fare. Prendo come farmaci Fosavance, prendevo di base, adesso prendo un'altra, il Cacit. Il dottor Cappellini, che mi segue per questo, così con la sua sostituta, mi aveva consigliato di farmi anche il flebo di zolofronato. Sì. Come scusi, però non mi ricordo perfetto, bene perfetto. quella parola. Esattamente così. Ha indicato perfettamente. Però adesso io ho cominciato a farmi dei lavori in bocca e vendo l'osteoporosi mi hanno sconsigliato di farmi gli impianti. È vero, professore? Cioè, allora, Nadia, è chiaramente un'altra tematica, però un'indicazione generale, certo. Allora, la signora ha detto giustamente che sta facendo i 3 cardini della terapia, l'alendronato per evitare che l'osso perda il calcio che contiene, sta prendendo il di base che è la vitamina D, sta prendendo l'altro prodotto che è il calcio, quindi perfetta come cura. Si tratta di vedere se questo apporto di queste sostanze permette lo stesso che facendo gli esami di densitometria ossea
rimanga l'evidenza di una insufficienza di quantità di calcio, cioè che le vertebre rimangono, e anche il femore ovviamente rimangono osteoporotiche, purtroppo può essere proponibile passare a questa somministrazione che dicevamo prima, come il Prolia. Sono farmaci che si somministrano a cadenza semestrale o annuale per fare un potente stimolo alla calcificazione. Certo. Chiaramente tra le tante ossa ci sono anche le ossa della mandibola, del massiccio facciale, eccetera, e quindi purtroppo può essere che l'osso localmente sia troppo tenero, troppo fragile per fare degli impianti. Anche noi in chirurgia di stabilizzazione della colonna vertebrale, cioè in quei casi importanti in cui occorre fare un'artrodesi, cioè mettere le cosiddette placche e viti, questi sistemi di consolidamento, di bloccaggio nelle vertebre, possiamo trovarci in situazioni in cui la persona è troppo osteoporotica, per cui un intervento che meta sarebbe auspicabile diventa sconsigliato, perché andiamo a lavorare in un campo che rischiamo che non tenga, quindi certo, deve fare tutte queste valutazioni anche per l'impianto zoologia. chiaro, diciamo a Nadia di Sì. insomma, seguire le indicazioni naturalmente che le sono state date. Proseguiamo a vedere le slide, perché abbiamo ancora qualche punto importante da chiarire, in particolare i punti di riferimento radiografici, no? Certo. Che cosa stiamo vedendo? Ecco, dottore? stiamo vedendo come si fa una vertebroplastica, cioè la vertebroplastica è appunto un trattamento percutaneo, l'inserimento di una sonda, lo chiamiamo ago, ma è un ago un po' grossino, d'altra parte occorre entrare nell'osso, viene introdotto con un accesso attraverso il peduncolo della vertebra, cioè attraverso la parete laterale molto solida della vertebra, e con continui controlli radiografici finché lavori in laterale e in anteroposteriore si vede di condurre piano piano quella sonda fino al centro del blocchetto che è il cilindro della vertebra, che come si vede in alto a destra all'interno è appunto una massa spongiosa. E quando abbiamo collocato l'ago così, attraverso questo ago possiamo iniettare la resina acrilica, la quale resina acrilica è, come tutte le resine acriliche, quando le iniettiamo, un liquido che in 3 minuti diventa solida come il marmo. Prossima slide è un trattamento, ecco qui, è che un ha bisogno di trattamento di sala particolari operatoria. indicazioni? Chiaramente la persona è in sedazione, non è necessariamente in anestesia generale, è in sedazione come si farebbe una gastroscopia, una colonscopia, una buona anestesia locale e con l'apparecchio che ci permette di guardare continuamente in anteroposteriore e in laterale, millimetro per millimetro in cui si procede, si fa questa procedura. Che è una procedura mini-invasiva. Mini-invasiva perché non ci sono tagli, non ci sono demolizioni, non ci sono muscoli che vengano dislocati, si entra proprio sotto controllo radiografico con questo ago. Prossima slide, forse riusciamo anche a vedere, prima di andare in pubblicità, un caso specifico. Questo è un caso interessante. Sulla sinistra si vede la vertebra deformata, quindi si conta giù dall'osso sacro, quindi quinta, quarta, terza, seconda è la prima vertebra lombare. Nella radiografia a sinistra vedo solo che è deformata, nella risonanza a destra vedo che è, diciamo, bianca, cioè ha questo processo di metabolismo, di attività metabolica intensa al suo interno. Prossima immagine. Viene quindi fatta questa tecnica, ecco lì, quella è la resina acrilica, diciamo questo cemento che è stato iniettato dentro per solidificare. Dopo abbiamo anche qualche altro caso, perché è molto interessante anche capire un po' meglio. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, è in diretta, con chi parliamo? Sono Bincoletto Bruna, parlo da Mestre. Buongiorno. Senta, buongiorno, volevo se per cortesia il professore mi dava un po' di... Siccome io sono stata operata sul tumore al seno, sto prendendo anastrozolo. Sì. Sto facendo appunto Prolia una volta ogni 6 mesi. Certo. A cosa vado incontro? Nel senso che
una volta spero di smettere anche, io sono stata operata nel 2020 e spero per 5 anni, penso che dovrò fare sta roba. Sì. Una volta devo smettere, dopo che cosa vado incontro? Una volta se smetto a fare sta prolia, ecco. Certo. Grazie Bruna, grazie. Un'indicazione generale naturalmente, sì, dottore. Certo, grazie. L'indicazione è questa: questi farmaci antitumorali che si usano normalmente dopo gli interventi di tumori al seno, che siano che siano tumori estrogeno sensibili, cioè ormonodipendenti, questi farmaci che si assumono per 5 anni di solito sono farmaci che servono a sopprimere l'attività degli estrogeni. Purtroppo, sopprimendo l'attività degli estrogeni è facile ridurre la densità ossea, come abbiamo detto prima, si riduce il metabolismo, il calcio viene sottratto dalle ossa, quindi il problema dell'osteoporosi è un effetto, possiamo dire quasi un effetto innecessario di questa conduzione terapeutica. Quindi fa il Prolia. Il Prolia si fa di solito per 10 anni, ecco, quindi c'è uno spazio di gestione. Poi sicuramente il suo specialista saprà darle assieme al Prolia quello che abbiamo già detto, gli altri farmaci meno impattanti ma altrettanto fondamentali, come possono essere l'alendronato e continuo apporto di vitamina D e apporto di calcio. Certo, quindi c'è tutto un costrutto certo, da gestire nel tempo, però in linea generale la signora può condurre queste cose con serenità. L'importante è gestire bene la malattia primaria, certo, e questo viene di secondo piano. Sì. Ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora insieme parliamo di osteoporosi e trattamento di vertebroplastica. Insieme con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Vediamo ancora qualche caso specifico, dottor Alexandre, perché è molto interessante anche da capire e ci aiuta a leggere meglio quelle che sono le radiografie e le immagini. Ci sono dei casi specifici perché appunto non è detto che sia sempre la osteoporosi in causa per provocare un problema di una vertebra, e quindi ho portato qualche piccolo esempio per far vedere un attimo come le eziologie di queste malattie possono essere diverse. Può essere anche una lombalgia, per esempio, che causa? No, parliamo appunto del dolore, questo dolore centrale, come abbiamo detto, e in questo caso, per esempio, è una situazione in cui 2 vertebre hanno il cosiddetto angioma vertebrale. Vede, quelle 2 vertebre che sono bianche hanno una struttura detta appalizzata, sono delle vertebre che hanno una conformazione naturale interna, che invece che avere la solita trabecolatura interna hanno una sorta di cortocircuiti tra piccole arterie e piccole vene, per cui la struttura interna è troppo fragile, per cui pianino pianino negli anni fanno sempre più male. Allora, quando abbiamo queste situazioni si può procedere con la tecnica di vertebroplastica, cioè di andare a riempire appunto l'ambiente interno del blocchetto di osso che è il corpo vertebrale con l'iniezione di questo cemento. Vediamo la successiva, che forse ci mostra proprio quello che accade. Ecco. Queste sono le vertebre riempite di questo cemento cosiddetto. La prossima invece abbiamo un altro esempio. Caso specifico, certo. Ecco, per esempio la persona qui viene inviata per un dolore della colonna vertebrale, dove la radiografia aveva mostrato quel crollo vertebrale, quella frattura vertebrale. Poi dopo, visitando la persona, si vede che il dolore non corrisponde esattamente a quel punto. Quindi abbiamo fatto altri esami e quindi nella prossima diapositiva si vede chiaramente che, eseguendo la risonanza magnetica, la vertebra che appare alterata, che appare
bianca, traslucida così, non è quella di cui si parlava prima, quella deformata, ma è un'altra altrettanto deformata, ma con evidentemente una deformazione recente, e quindi quella è la fonte del dolore, quella è la vertebra da trattare. Quindi la precedente era ormai una frattura vecchia, consolidata, su cui non serviva mettere mano. No, non serviva, insomma, operare. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Monica, ho 57 anni. Buongiorno. 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 Da un po' di mesi sono in menopausa, ho fatto uso di anticoncezionali, la menopausa è arrivata subito quando ho sospeso la terapia e ho cominciato ad avere dei disturbi alla schiena, ho fatto un TAC, è risultata un'ernia e volevo sapere se questa è quella che mi provoca il dolore al fianco a livello di una costola e se può essere collegata al problema dell'osteoporosi, perché ho anche una riduzione dell'osso della mandibola diagnosticata dal dentista. Sto prendendo del calcio. Certo. Volevo capire se l'osteoporosi, questa ernia Potrebbero essere collegate, sì. Ok. Sì. Grazie per la sua telefonata. Grazie signora. Che indicazione possiamo dare? Sono due temi paralleli diversi. L'ernia discale è un problema di cedimento della cartilagine del disco, non si collega con l'osteoporosi dell'osso. Che l'ernia discale possa provocare questo dolore costale dipende da dove è collocata quest'ernia. Se l'ernia è abbastanza alta, mettiamo a livello della 12ª vertebra del torace, la prima vertebra lombare, lì ancora ci sono questi nervi che non sono quelli che compongono l'innervazione della gamba e del piede, per cui la signora avrebbe, mettiamo, una sciatica, ma possono essere appunto livelli dove parte un nervo intercostale, cioè quel piccolo nervo che gira letteralmente attorno al torace assieme alla costola, e quindi la signora può avere un dolore di quel tipo se il livello dell'ernia è a quel punto. Comunque il problema dell'impoverimento di calcio, ha detto, nella mandibola, il problema dell'osteoporosi è un tema parallelo, diverso, indipendente. Certo. Va bene quello che ha detto che sta prendendo, e poi il suo specialista magari potrà potenziare le cose in un senso e studiarla seguendo nell'altro. sempre nel tempo l'evoluzione. Sì. Senta dottore, abbiamo parlato di questo trattamento di vertebroplastica. Lei è stato tra i primi in Europa a utilizzarlo, a portarlo avanti, a studiarlo, l'ha insegnato anche a numerosi studenti. Certo. Fuori onda ci siamo detti che già questa mattina ne aveva realizzato uno proprio prima di venire qui in trasmissione. Sì. La tecnologia di queste mini invasive è letteralmente esplosa alla fine degli anni 90, e così come sono state inventate tecniche che servono a correggere un'ernia discale con l'ozono, con le radiofrequenze o con laser, così come esistono tecniche percutanee con elettrodi per modulare il dolore di un nervo senza fare necessariamente una chirurgia aperta. Altrettanto in quegli anni è stato concepito questo di poter intervenire su un osso rotto riempendolo di una resina acrilica. E siccome io ho sempre avuto, diciamo, questo desiderio della novità, dell'innovativo, e soprattutto un grandissimo interesse del rispetto anatomico della struttura della persona, ho subito pensato che fosse una scelta vincente quella di aiutare una persona, piuttosto che immobilizzarla per mesi e riempirla di farmaci, andare ad agire con un sistema che fosse un correttivo diretto del problema. Quindi all'epoca non esistevano i sistemi monouso, questi aghi preparati per entrare, questi sistemi ormai universalmente in uso in tutto il mondo. All'epoca si utilizzavano strumenti, diciamo, di uso ortopedico per le ossa lunghe, eccetera, per entrare nella vertebra e appunto mettere questa resina acrilica. E appunto io ho avuto la fortuna di essere appunto uno dei primi di cominciare a
a fare queste cose e quindi l'interesse è esploso dappertutto, in tutto il mondo, si può dire. Non più grandi tagli, non più viti che vengono inserite, sì, insomma diciamo che la vertebroplastica sì. ha proprio cambiato radicalmente quello che è stato il trattamento dei crolli vertebrali, delle fratture delle vertebre. Esistono tuttora delle lesioni vertebrali di crolli così gravi, soprattutto quelli traumatici di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare, in cui la frattura vertebrale è così o complessa e articolata o così grave da richiedere un intervento, da mettere dei sistemi di fissaggio della vertebra sopra quella rotta assieme a quella sotto, interventi necessariamente di stabilizzazione invasiva, però appunto sono i casi specifici molto impegnativi, molto gravi, dove ovviamente è indispensabile agire in quella maniera, ma lo standard della conduzione di chi soffre problemi che sono purtroppo problemi estremamente diffusi è cambiato nella sua gestione in una maniera molto più agevole. Cosa deve fare il paziente dopo l'intervento e c'è il rischio che le vertebre possano ulteriormente fratturarsi dopo un trattamento? Allora, deve tornare a una vita normale. Il bello, diciamo, di una vertebroplastica è che il paziente lascia a casa il busto ed esce senza e ritorna a una vita normale. C'è molta discussione tuttora nel campo degli specialisti di chi sostiene che fare una vertebroplastica può rendere maggiore il rischio di frattura delle vertebre viciniori. Purtroppo sono ancora temi aperti allo studio. In medicina purtroppo le cose hanno necessità di essere vagliate negli anni per avere certezze. Diciamo che esistono delle casistiche dove viene appunto sottolineato il fatto che chi ha avuto una vertebroplastica dopo tempo può avere una frattura di un'altra vertebra. Ci sono colleghi che fanno vertebroplastica di 4-5 vertebre contemporaneamente nella stessa seduta operatoria, cosa che io personalmente non ho mai fatto, ma che capisco che possa esserci un paziente così sofferente da richiederlo. Questi non sono necessariamente pazienti che vanno incontro ad altre complicazioni. Purtroppo in medicina queste cose devono maturare negli anni, diciamo addirittura nei decenni, per essere certi di qual è, diciamo, la vera scelta vincente. C'è una regola che interessa sia la somministrazione di farmaci, sia queste categorie di interventi chirurgici, che è una specie di paradigma che dice che quando viene inventato o un farmaco nuovo, una tecnica nuova, al primo momento c'è diffidenza, secondo momento si vedono i risultati positivi, allora esplode l'utilizzo entusiastico da parte di tutti. Poi succede la fase in cui ovviamente su 100 applicazioni cominciano a comparire quelle applicazioni dove le cose magari regrediscono, non hanno un risultato così bello. Allora comincia la fase critica, la fase di revisione e la fase di riduzione dell'applicazione della tecnica. Poi pianino pianino le cose trovano un equilibrio. Questo è normale in tutti i farmaci, dall'aspirina in poi, in tutte le tecniche chirurgiche, da queste mini-invasive in poi. È proprio una regola della medicina, purtroppo. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, di averci parlato insomma anche di questa possibilità di trattamento mini-invasiva per chi insomma ha questo tipo di problematica. Grazie dottore, grazie anche a voi di averci seguito da casa e io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.